Bene Maci, questa è la palestra. Ora, prima di darti gli esercizi specifici per il tuo corpo, ho bisogno di conoscerti meglio. Sapere ad esempio se hai dei problemi fisici di cui tener conto. Sì, sì. Sì, ci sono. Sì, O- sì. Sì, vuoi anche dirmeli? Sei timido. Sì, sì. Sei timido, sì. Allora facciamo così, guarda, raccontami tutti i tuoi problemi e io cerco in qualche modo di capire quali sono gli esercizi adatti a te. Ok. Devo fare un piccolo passo indietro però. Ok. Nel senso che il mio sogno è quello di fare parkour. Parkour, Se bello, te sì. conosci, è uno sport nuovo che consiste nel fare dei percorsi, dei salti da qua a là velocemente, però in sicurezza, Sì. però con dei salti tipo Salti. delle acrobazie, dei caprioli, dei giravolte. Io fin da piccolo sempre stato, mi faccio che i salti, Ah, beh, sempre sta portata da sì. piccolo proprio. Sì, salti. E il problema è che nonostante tutte le acrobazie che riesco a fare, ieri mattina fuori da casa sono scivolato su uno scainetto. Aia. E praticamente ho sbattuto delle parti del corpo che non posso ora andare subito a fare i salti, anche No, se dobbiamo sembra- rinforzare, Devo certo. rinforzare queste parti del sì, corpo sì. perché scivolando ho sbattuto. Che cosa? E a parte del drio al Sì, sì. ginocchio. Certo. Come si dice in italiano del drio al ginocchio? Quello è il cavo popliteo. Come fate, Savello? Beh, Cavo pupliteo. Pupliteo, sì. E scivolando dopo ho avuto tipo una storta anche qua, Ah. proprio nella piega del braccio, da quest'altra parte del gomito. Sì, sì, ho capito. Come si dice in italiano a piega del braccio da quest'altra parte del gomito? piega antecubitale. Come fate a saperlo? Cioè il mio lavoro, Maci, sì. E insomma no, si sta caduta sul scainetto che ho sbattuto, è il cavo Sì. del Capitale. e girandomi di sponda che ho sbattuto Aia. anche Ah. tra il naso e la bocca. Goccia Qua? come si chiama in italiano tra il naso e la bocca? Come si dice? Prolabio. Fate sapere prolabio. Io sempre chiamo baffomi, però no, non è giusto perché una cosa, per esempio, non è giusto baffo. No, beh, oddio, dipende, ma no. No, non serve. Prolabio, Allora, prolabio. quello che mi voglio capire, no? Che se prima di andare a fare i salti che mi sopporto, No, certo, cioè, sì. che se gli esercizi per rinforzare il cavo del Antecubitale. il baffo del Mi hai fatto distrarre. Certo che sì. Esiste? Sì, certo che E sì. ti sei in grado di Ma insegnarmi? certamente, Maci, siamo qui apposta. Beh, perché credimi che ho girato per dottori, fisioterapisti, fisiopati, sì. credimi che vi racconto la storia di Scainetto che credimi che mi manda via tutti, ma crediti che Te mi manda credo, via. te credo, te credo. sì. Invece ti no, guarda. No. Per fortuna ci sei tu. Per fortuna sì. Disponibili, competenti, sempre vicini alle tue scelte. Gli artigiani, per fortuna ci sono loro. E allora Maci, come va? Che serie sei? Beh, adesso se devo guardare a casa è carta. Sto periodo. No, la serie di esercizi intendo. Andassi come- ancora prima che mi hai ordinato, perché ho un fastidio tipo uno spillo che punge proprio. Lì alla piega antecubitale? No, sotto il Ah! dedo grosso, proprio nella parte dove scusa, come si chiama in italiano a parte sotto il dedo grosso dove che posa il. Scusa! Sottodeo! Sottodeo! Ma fermo! Posso andarmi a lavare?